Per avere un'idea concreta oggi del significato della parola artigiano, basta recarsi nel cuore di Padova, in via Barbarigo, dove nel prestigioso palazzo Papa Fava il maestro liutaio Enrico Medaglia ha portato la sua bottega in vetrina, non un'esposizione ma uno spazio aperto, dove poter assistere all'arte di saper trasformare con le mani un pezzo di legno in uno straordinario strumento musicale. La mia intenzione non è quella solo di chiaramente costruire e vendere i miei strumenti, ma quella di dare spazio ai giovani musicisti padovani. Come? Il sabato pomeriggio organizzeremo delle programmazioni, dentro il mio laboratorio ci sarà la possibilità per alcuni musicisti giovani di esibirsi, il laboratorio a porte aperte, i passanti, i turisti possono fermarsi e vedere come si costruisce uno strumento, quello che io faccio con passione. Io arrivo dalla scuola internazionale di liuteria di Cremona, Antonio Stradivari, e mi hanno insegnato a costruire gli strumenti a mano, semplicemente a mano, perciò ogni pezzo è un pezzo unico, e il fatto di essere nel centro storico mi dà la possibilità di far conoscere questo mestiere che ahimè sta scomparendo, e dando anche la possibilità, qualora ci fossero dei giovani che vogliono imparare, capire, domandare, io sono aperto a spiegare a tutti coloro che sono curiosi e vogliono venire a visitare il mio laboratorio. Credo che la venuta di Enrico Medaglia in centro a Padova con questa attività che è in fase di estinzione sia un orgoglio per la Confartigianato di Padova. Sappiamo che queste piccole attività comunque nel centro sono anche presidio del territorio e comunque danno un risvolto di altissima qualità e una valorizzazione al nostro mondo artigiano che non dovrà più pensare a scomparire da questi territori, ma essere qui, presidiarli e far vedere con le proprie mani che cosa sappiamo fare ancora. L'apertura di Liuteria Veneta è un bellissimo segnale per la città, un bellissimo segnale per il centro storico. Noi siamo sempre molto felici quando aprono delle attività nuove, per fortuna succede spesso, ma qua siamo di fronte a qualcosa di particolarmente prezioso, perché siamo di fronte a un maestro artigiano che è in grado di portare lustro, una ricchezza che non è solo economica ma è anche culturale, perché queste attività sono quelle che ci contraddistinguono come creativi, artigiani in tutto il resto del mondo e riescono anche a conservare l'identità culturale che è così preziosa per le nostre realtà urbane. Ormai il turismo non è fatto solamente di divertimento, alberghi oppure occasioni culturali eccetera, il turismo è fatto anche di percorsi e all'interno di questi percorsi trovare iniziative di questo tipo sicuramente sarà fondamentale, anzi l'importante sarebbe che un po' alla volta figliasse nuove opportunità, nuove iniziative dello stesso tipo di recupero di antichi mestieri e di questa nuova mentalità che sicuramente porterà un grande richiamo per la città.